vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Tutto pronto per il calcio d'inizio che arriva in questo momento con la formazione Roma Calcio 8 che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi e subito in possesso palla, maglia rossa invece per gli avversari Cottini. C'è un atterramento in area, poi il numero 24 prova questa conclusione. La battuta di Dorazio, rasoiata, che sfila alla destra del portiere. Chiama in aiuto De Vecchis, c'è l'opportunità e anche il gol di Dorazio che fa 1-0 quando siamo giunti intorno al 16esimo minuto di gioco. Andrà con le mani, rimessa lunga direttamente per Petricca, poi la girata splendida di Dorazio che è andato a lambire il palo, azione che continua, raddoppio degli avversari. Provato il controllo della Roma Calcio 8, poco efficace, ancora il Cottini a fare tutto da solo. Attenzione a questa conclusione molto interessante al volo di destro. Attenzione a questa conclusione, c'è il gol splendido del numero 23. Ecco un'altra conclusione, pallone che va a baciare la parte bassa della traversa per poi spegnersi nuovamente in calcio d'angolo. Probabilmente dovrà ricominciare il pallone messo dentro dalla parte opposta, c'è spazio per andare alla conclusione. Alla fine il numero 3 con il destro segna il 3-0 a 3 avversari. La corsa del numero 17, il pallone messo dentro, la parata del portiere. Un altro lancio lungo, buono l'aggancio in mezzo all'area, il tiro bloccato dal portiere del Cottini. Riparte la manovra del Cottini, situazione di 2 contro 2, prova a fare tutto da solo. Poi il diagonale, non di molto a lato. E arriva anche il triplice fischio, ricordiamo il risultato in favore del Cottini. Staibano Gomme, 3-0 il risultato finale con la formazione in maglia rossa che vola a 24 punti in classifica, rimane a 17 invece la Roma Calcio 8.